apro anch'io. E allora, signore e signori, benvenuti, bentrovati. Palas Ferrarin di Breganze, recupero della 16ª giornata, quella andata in onda tra il 21 e il 25 gennaio. Due recuperi da fare, quello di stasera tra Hockey Breganze e l'Hockey Sarzana, e mancherà ancora poi Westport Valdagno e versus Monza. Loro giocheranno il 24 febbraio. Prima volta del Breganze in questo 2026. C'è molto da dire, bisogna parlare soprattutto del cambio della panchina. Dopo appunto 16 partite, considerando appunto che la 17ª è già stata giocata, cambio sulla panchina dei rossoneri. La società con un comunicato stampa fresco di 2 giorni fa dà il ben servito saluto, diciamo, Gabriele Tiella, per cercare di dare una scossa, un sintomo a questa squadra che finora non ha dato segni di risveglio, solo 3 punti conquistati in tutta questa stagione. Se vuole andare ai play-out per riuscire a rimanere nella massima categoria di questo spettacolare sport, il Breganze deve sicuramente ingranare una marcia diversa. Lo aspetta stasera un Sarzana che ha avuto la meglio appunto del Breganze nella giornata nell'andata per 4-2, quindi una partita comunque combattuta sulla corta pista di Sarzana. Ora Breganze ospita la squadra ligure, l'unica squadra ligure, per un ritorno caratterizzata appunto da questo cambio di panchina, anche se mister Nestor Perea ha preso la squadra solo 2 giorni fa, quindi sicuramente faremo fatica a vedere l'impronta del mister, un mister non dico vecchia conoscenza di Breganze, però che ha guidato i rossoneri dal 21 al 23, e quindi vedremo se già da stasera almeno il cambio degli occhi della voce, dei consigli tecnici alla panchina saprà dar vita a una partita accesa in cui il Breganze si giocherà il tutto per cercare di aumentare il suo score. Come detto, ferma a 3 punti. Breganze che guadagna adesso il campo, accolto dagli applausi dei suoi beniamini. Il Sarzana che occupa l'8° posto in classifica. Invece sappiamo Breganze ultimo, deve raggiungere almeno il Castiglione che ne ha 7, quindi 4 lunghezze sopra, e a 11 il Giovinazzo che proprio sarà ospite di Breganze tra soli 3 giorni, quindi torneremo qua al Pala Ferrarin per la 18ª giornata che vedrà appunto Breganze Giovinazzo, avversaria appunto vicina, 11 punti. Allora eccole qua, le squadre in campo guadagnano il centrocampo, quindi diamo lettura delle formazioni. Per il Sarzana con il 10 Corona Simone, con l'1 Grossi Alessandro, con il 5 Manrique Santiago Marcelo, con il 7 Tabarelli Lucas, con il 17 Rubio Xavier, detto Xavi, con il 24 Angeletti Lorenzo, con il 27 Mounejan, con il 77 Lavagetti Alessio, con l'88 De Rinaldis Francesco, con l'11 Borsi Davide, il capitano. In panchina mister Festa Sergio. Risponde il Breganze con 25 Tagliapietra Giuseppe, con l'1 Todeschini Marco, il capitano, col 5 Agostini Pietro, con l'8 Volpe Jacopo,
Con il 13 Tagliapietra Antonio, con il 19 Gabi Cairo, con il 27 Tagliapietra Giovanni, con il 55 Puccinelli Nicolò, l'ultimo innesto arrivato a dicembre, con l'87 Volpe Tommaso, con l'88 Costenaro Cristian, appunto in panchina Nestor Perea. Dirigono la partita signori Marcolin Davide e Vischio Giacomo. Stasera c'ho la lingua un po' incartata. Tutto è pronto, vediamo con che quintetti scelgono i rispettivi mister di andare in campo. Sarzana con la maglia crociata, maglia bianca, croce rossa in mezzo al petto. Breganze con la classica casacca rossonera. Marcolin e Vischio già pronti al centro. Vedo Tabarelli, che sicuramente rimarrà in campo, col 27 Jean Monnet. Guadagna il campo anche il numero 11 Borsi, il capitano, non poteva mancare. E col 5 Manrico e Santiago. In porta si accomoda chiaramente Corona Simone. Dall'altra parte Tagliapietra Giuseppe, Gabi Cairo, Puccinelli, Costenaro e Agostini Pietro. Tutto è pronto per questi primi 25 minuti. Ci auguriamo, vi auguriamo una partita combattuta. Applaude, batte le mani mister Perea. Parte subito Sarzana dal fondo. Borsi. Fanno girare la palla, Tabarelli con 7 giù, la bomba scagliata intercettata subito da Pietro Agostini. Dalla sinistra gira, appoggia Cristian Costenaro che ha sfoltito la sua riccioluta chioma. Ancora Agostini Costenaro. Blocco di Agostini su Manrique, Puccinelli, Agostini, bomba da fuori, gol! Sorpreso Simone Corona dalla bomba di Agostini. Il Breganze, mai forse era successo, 40 secondi che di solito sono quelli in cui il Breganze impiega a subirlo il gol. Invece passa in vantaggio Breganze con il suo uomo, posso dire migliore nelle ultime uscite, o forse dall'inizio dell'anno, cresciuto tantissimo, Pietro Agostini. Porta in vantaggio il Breganze che già contro il Lodi si era trovato a gestire un vantaggio. Questa è già la seconda volta. Vediamo, da lì contro il Lodi nell'ultima apparizione qua era proprio venuto poi un signor primo tempo dove il Sarzana aveva giocato a livello di una più blasonata formazione lodigiana. Ora vediamo, questo vantaggio sicuramente darà la carica ai ragazzi di mister Perea. Intanto è iniziata anche Valdagno Giovinazzo. Vedo già mister Perea che si rivolge anche alla panchina per dare indicazioni a quelli che saranno poi i prossimi cambi. Attenzione, bella palla in mezzo, esce Corona, anticipa, fa ripartire i suoi. Borsi, il capitano con l'11, giocatore simbolo, bandiera dell'89, con De Rinaldis anche, una bandiera per il Sarzana. De Rinaldis dura 12 stagioni a Sarzana. Tiro da fuori di Tabarelli, cerca di ripartire Sarzana, combattono il numero 19 Cairo e il numero 5 Manrique. Niente di fatto, il fallo è fischiato in favore di Breganze, però
c'è bisogno di un cambio stecca per l'estremo difensore rossonero. Tutto è pronto, un fallo quindi commesso, un fallo di squadra commesso da Strazzana, riparte Agostini, l'autore del gol. Costenaro, Puccinelli si porta in mezzo, preferisce ripartire da Agostini. Costenaro dietro front, Cairo, lo spagnolo, scarica di nuovo su Costenaro, Agostini, scivola il numero 27 Munne, attenzione Costenaro, dice che si può proseguire, si era liberato, poi chiama un tocco sulla stecca, evidentemente vicino Visco non legge niente e lascia correre. Intanto il tienese Fabris come terzo uomo al banco cronometristi, un super decano degli arbitri, un piacere vederlo arbitrare nelle giovanili. Manrique, 27 Munne, Borsi, il capitano, scarica di nuovo dietro per Munne, ancora Borsi, scambio 1-2, intercetta Cairo che quasi va in bocca a Munne, poi è Munne evidentemente, aiutatemi con la pronuncia. Manrique fa girare la palla a centrocampo, Sarzana appoggia, tiro da fuori, niente di fatto, intercetta Breganze con Costenaro, riparte con Agostini, palla in mezzo per Cairo che forse c'è il tocco anche di Corona, però niente di fatto, è arrivato troppo sotto al portiere il passaggio di Agostini, ma bella ripartenza di Breganze, partito con la marcia giusta. Attenzione adesso Sarzana, altro potenziale, 2 contro 1, sceglie Cairo il tiro, c'era dall'altra parte Agostini che si lamenta un po', attenzione, andiamo dall'altra parte, cambio di fronte sul portiere, taglia pietra, il tiro di Munne. Agostini, c'è l'accento però, nella federazione non è riportato, ma sulla maglietta c'è l'accento, quindi Munne. Agostini, finta il tiro, Puccinelli, bello scambio con Cairo. Breganze, bel gioco, fa girare la palla, riparte da Costenaro che vuole puntare, poi sceglie di tornare dietro da Agostini. Onnipresente, il giocatore con più minutaggio nelle partite rossonere. Attenzione, Puccinelli va a sbattere contro Munne, riparte Sarzana. Calma, abbassa il numero di giri, cerca dietro Manrique, però recupera la palla Sarzana con Costenaro. Agostini alza la testa con calma, mancano ancora 34 secondi per l'azione. Puccinelli scarica dietro Costenaro, non pensa per niente al tiro, riparte Agostini. Costenaro, Agostini, rispettate 5 secondi, ancora Costenaro. Gioco orizzontale per il momento per Sarzana che addirittura deve ripiegare indietro rischiando l'antigioco, però adesso riparte Puccinelli, purtroppo va a schiantarsi contro Tabarelli. Lucas, l'argentino. Tabarelli classe 2002, 23 anni. Intanto cambio, è entrato Tommy Volpe che fa scadere i 45 secondi. Ha dato il cambio Tommy Volpe. Non sono stato veloce a vedere il cambio, stavo guardando l'età di Tabarelli. È Puccinelli che è andato a recuperare energie in panchina. Attenzione, tagli in mezzo, niente di fatto per il numero 27 Munne, però la palla è ancora per il numero 11 Capitan Borsi. Ora è Tabarelli, Borsi di nuovo, si porta al centro, Tabarelli,
parapiglia davanti all'area, difesa da Tagliapietra, dove litigavano Agostini e Munné. Ora riparte uno dei tagliapietre esterni, uno dei due tagliapietre esterni, ovvero col 27 Giovanni. E c'è il gol Fredda Capitan Borsi, Fredda Giuseppe Tagliapietra, palla nel 7 alla sinistra del portierone, del giovane portierone rossonero. Ecco qua, la regia ci propone il replay, bomba da fuori, Fredda, il povero Tagliapietra, palla nel 7. Portieri che potevano dire qualcosa o dare qualcosa di più su entrambi le realizzazioni, tiri venuti da fuori, letti male. Adesso ci sono due time out accesi, vediamo a chi verrà assegnato. Rimane acceso quello di mister Perea, quindi a 18:14 dalla fine. Così ci dice il tabellone. Sull'1 pari e 2 falli per Sarzana e 1 per Breganze. Arriva il primo time out chiamato dalla panchina rossonera. Mister Nestor Perea dovrebbe essere abbastanza contento di ciò che ha visto fino adesso. Verifiche dell'audio con la regia, dovrebbe essere tutto a posto. Abbiamo la DJ, musica che intrattiene il pubblico nel time out, pur essendo un infrasettimanale. Il Palafenarin, tutt'altro che deserto. Ricordo che la regia può inquadrare solo metà degli spalti, c'è più gente alla sinistra della cabina di regia non inquadrata. Riparte Sarzana, che ha preso un po' le misure dopo il vantaggio di Breganze. Manrique, Capitan Borsi, l'autore del gol. Munné, ops, incastra tra palla e patino, recupera Agostini, sceglie di tornare indietro, niente di fatto. Si scontrano in area Tagliapietra e Manrique, niente di fatto alla ripartenza. Tabarelli è solo, deve aspettare a rimorchio, arrivano i compagni, la palla finisce a Borsi, che non riesce però col passaggio al centro, quindi riparte Sarzana con Manrique, bene marcato dal numero 13, quindi l'altro Tagliapietra, Antonio. Abbiamo la coppia di fratelli, 2006-2007, giovanissimi entrambi, uno fa 20 anni quest'anno, uno 19. Quando è iniziata la stagione addirittura uno era da poco maggiorenne, il giovane talento breganzese. Ora sono i due fratelli a mettere in mezzo Manrique del Sarzana, niente di fatto, riparte Tommaso Volpe, mette in mezzo, non va la conclusione di Tagliapietra, Antonio, per poco. Tommy Volpe, panchina anche il fratello oggi, però Jacopo. Abbiamo 3 coppie di fratelli Tagliapietra, 2 Volpe, 2 Agostini. Bello il anche il tapin di Volpe, prima tiro risposta di Corona, il tapin di Volpe, altra risposta di Corona, la palla è ancora del Breganze, tiro centrale, risponde Corona, massima pressione di Breganze, lottano come leoni. Ora un po' di superiorità da parte di Sarzana, passano Borsi, Tabarelli, Tabarelli torna indietro. Lucas Tabarelli, argentino, componente argentina forte in quel di Sarzana. Poi abbiamo uno spagnolo che è Munné e l'italianissimo capitano Borsi Davide. Sarzana risponde con un solo straniero in questo momento in panchina,
e con tutti giocatori provenienti dal vivaio rossonero. Tagliapietra, uno dei tanti, passa al fratello Antonio Agostini, si libera bene Agostini, viene atterrato, dice che si deve alzare. Ischio, Giacomo. Era parsa un po' di pressione sul giocatore rossonero, l'arbitro era vicino. Costretti a fidarsi di lui. Attenzione Tabarelli, Borsi mette in mezzo, tutta Breganze e chiude. Riparte velocissimo Antonio Tagliapietra, non riesce lo scambio col fratello. Superiore numerica, potenziale 3 contro 2, la palla in mezzo. Munne invece che concludere rimette in mezzo, ma arriva prima un Tagliapietra sulla palla che era destinata a Tabarelli. Tabarelli che ora riceve, riparte. 15 minuti da giocare, ne sono trascorsi 10, abbiamo 2 gol, attenzione 2 contro 2, Tommaso Volpe però preferisce ripartire da un altro Tagliapietra per Agostini disturbato benissimo Tabarelli, che palla recuperato da Agostini, poi persa nuovamente, riparte Tabarelli, mette fuori i giri Volpe, poi al momento di scoccare il tiro, brutto impatto, legno pallina, niente di fatto, recupera un Tagliapietra, Volpe un po' impreciso dal suo ingresso in campo, Paracchia lontano, può recuperare Manrique. Ora Manrique scarica sul 27 Munne Tabarelli. Parata questa volta di Tagliapietra. Ancora nessun cambio nelle file liguri. Invece una buona girandola già, tipica degli argentini. Panchina lunga e cambi veloci. Dall'altra parte invece mister Festa Sergio ha 2 giocatori pronti alla balaustra, ma niente di fatto. Intanto contropiede, una staffilata da paura, tiro potentissimo di Tagliapietra Giovanni. Borsi Manrique mette in mezzo, non riesce la deviazione a Munne. Riparte Sarzana, Volpe, un'altra palla persa. Non informissima in questi primi minuti di gioco, bella la palla in mezzo per il numero 5. Manrique lo anticipa, Giuseppe Tagliapietra. Il fratellone è il più vecchio dei 3. Quello che sicuramente prima ha indossato i pattini, ma dopo aver indossato i pattini ha indossato anche casco e guantoni, gambali, e si è seduto in porta. Dico spesso, un amore a tutto tondo per Tagliapietra Giuseppe, l'estremo difensore di Breganze, impegnato anche come arbitro nelle giovanili. Sono tanti i ragazzi veneti, posso parlare della mia zona, in quanto qua lavoriamo, qua viviamo, qua mastichiamo hockey. Ragazzi giovani che fanno il corso arbitri e vanno ad arbitrare le partite delle categorie inferiori alle loro. Quindi secondo time out, andiamo in parità anche sul time out. 3 falli di squadra per gli ospiti del Sarzana, 2 per i padroni di casa. Al gol di Agostini Pietro, venuto dopo soli 42 secondi di gioco. Ha replicato quello del Capitan Borsi, arrivato quando ne mancavano 18 e 17, quando ne mancavano 18 e 17, quindi all'incirca dopo 6 minuti, anzi non all'incirca ma 6 minuti e 43 di gioco. Stoppa la musica, suona la sirena, tutto è pronto per ripartire. Siamo sostanzialmente a metà della prima frazione di gioco. Parità per le 2 formazioni che si stanno affrontando a viso aperto. Fondamentali sarebbero 3 punti per Breganze, conquistati prima di tutto sarebbero i primi 3 in casa, i primi 3 venuti subito dopo il cambio d'allenatore. Sarebbe una fondamentale iniezione di fiducia. Un pareggio non porterebbe a niente alla classifica di Breganze.
Breganze vuole i 3 punti. Sarzana venuta qua con tutt'altra intenzione che subire. Cairo, contraddistinto dagli scaldamuscoli fluo sotto il pantaloncino nero. Volpe, Costenaro che nella ripartenza perde aderenza come fosse una moto senza launch control, però ora recupera. Volpe, Costenaro, Volpe 87-88. Sembrano 2 pedine della tombola. Tagliapietra, difficile controllo, poi riesce comunque a appoggiare a Volpe che deve ripartire da Costenaro. Battezza alla sinistra, cambio, blocco di Cairo, va giù Costenaro, trova Tagliapietra dietro porta. Tagliapietra col 13, ovvero Antonio, il più giovane. Perdonatemi. Sì, Antonio, il più giovane, giusto. Volpe. Arriverò a fine stagione a imparare qual è il più giovane dei fratelli, riconoscendoli solo dal volto. Intanto cambio anche nelle file di Sarzana dopo il time out, è entrato con il numero 88 De Rinaldis Francesco, l'avevo chiamato prima, 12ª stagione a Sarzana. Un'istituzione. Ed è entrato anche con il 17 Xavi Rubio, argentino, seconda stagione in Italia dopo quella trascorsa l'anno scorso a Giovinazzo. Rimangono Tabarelli e Borsi del quartetto iniziale, quindi Munre e Manrique a riposarsi, proprio Rubio, Tabarelli, ancora appoggio per Rubio, no, Tabarelli disturbato con una pressione altissima di Tagliapietra, d'esperienza Tabarelli se ne va, ma va a sbattere contro Costenaro, velocissimo a liberarsi la palla dal recupero sempre di Tabarelli, peccato una gancia a Cairo, era bello il suggerimento di un soffio. Palla all'ultimo respiro per l'aggancio di Tabarelli che ci arriva. Ancora l'incrocio. Rubio. Xavi Rubio. Capitan Borsi dietro porta. Blocco di De Rinaldis, fa il giro Borsi. Poi in mezzo non riesce a agganciare De Rinaldis. Riparte Borsi. Borsi Tabarelli. Chiede cambio gioco Rubio, non è visto. Ancora dietro porta per De Rinaldis. De Rinaldis, Borsi. Rubio Tabarelli fuori, Borsi si gira, mette in mezzo! Colpo secco di De Rinaldis Francesco, colpisce il palo. A Tagliapietra battuto, la difesa si era dimenticata di De Rinaldis, che velocissimo di prima, sfortunato, la palla colpisce proprio in pieno il palo. Poi però non gli torna sulla stecca, non riesce neanche nel tap-in. Bella occasione, sfortunato Sarzana qua. Era apparso in ritardo l'intervento di Tagliapietra. Quel centimetro più a destra avrebbe permesso alla palla di battere sul ferro e finire probabilmente alle spalle di Tagliapietra, ma non pensiamoci più. Aggancio al volo di Tagliapietra dopo la respinta di Corona. Tagliapietra finisce a terra di manica larga. Gli arbitri che accettano il gioco maschio. 17 al centro Rubio, palla persa, riparte Volpe Cairo lotta, messo alla corda da Rubio, poi si tiene la palla, cambio, esce Volpe, rientra Agostini, Cairo, Agostini, permangono nella loro area, passano i 5 secondi al volo, è entrato anche Puccinelli, come detto, caratteristica dei mister argentini, panchina lunga, cambio veloce, panchina lunga si intende tutta quella disponibile. 4 dentro, 4 fuori. Rotazioni molto più rapide nel roster di Breganze. Intanto c'è un'invasione della lunetta fischiata dall'arbitro Marcolin.
Breganze riparte con Costenaro, carica il tiro, no! Aveva visto benissimo Puccinelli, ma aveva capito tutto. Il nuovo entrato dalla lunga coda con il numero 24, mister Angeletti Lorenzo. Proverbiale il suo intervento. Attenzione, la palla rimane di Rinaldi, fa 2 o 3 finte quando riesce a scagliarla. Leggi tutto, tagliapietra, riparte Breganze. Cairo, Costenaro Tabarelli, si accende di nuovo la luce. Chiamato il time out da mister Perea. Cairo cerca di mettere in mezzo, niente di fatto. Fischiano, la sirena manda tutti a rifiatare quel minutino che basta quando mancano 7:09 alla fine del primo tempo. Parte anche la musica. Vedo anche in panchina Tagliapietra, il signor Tagliapietra Diego, nonché papà dei 3 fuoriclassi rossoneri. Quindi 4 tagliapietra a referto per Breganze. Sfido qualcun altro ad averne di più. Potevamo averne anche 3 se il presidente fosse sceso in panchina. Considerando che anche Fabio Agostini, il papà di Pietro e Nicola, siede sempre nella panchina. Questo vi fa capire quanto sia familiare, quanto sia made in Breganze questa formazione. Allora era stato fischiato un rigore. Mi era scappato, chiedo scusa. Rigore, si incarica Volpe. Ricordiamo che quest'anno il rigore il giocatore può muoversi, non è costretto a tirare. Corona contro Volpe, Volpe contro Corona. L'aglia è tesa. Bomba di Volpe su Corona e poi Volpe! Alza e schiaccia! Magia di Jacopo Volpe, lucidissimo! Dopo la bella rispinta di Corona ad attendere la palla, mettere fuori gioco il portiere con l'alza schiaccia, bellissima la parata di Corona, poi freddo come un ghiacciolo Volpe, la piccadigna, si toglie una grandissima soddisfazione e si accomoda in panchina a gustarsi tutta l'adrenalina che deve aver caratterizzato questa realizzazione per Tommy Volpe. Freddissimo nell'andare a prendere la bella rispinta di gambale di Simone Corona, poi una piccadigna velocissima da vedere a rallenti. 2-1 per Sarzana che mette fuori ancora la testa. Ora Marcolin fischia in favore di Sarzana. Vantaggio in sfavore dei falli per Breganze. 4 sono quelli della formazione di casa, 3 quelli della formazione ligure ospite. Angeletti, cambio, 1-2, Angeletti va fino da Tagliapietra che ci mette la pezza proprio sulla sirena dei 45. È arrivato il tocco del portiere sulla conclusione di Angeletti. Cairo recupera una bella palla sul giocatore del Sarzana, Xavi Rubio. Agostini aspetta Cairo che si poggia lui alla palestra dietro porta, prova l'alza e schiaccia. Era venuto tutto bene quando la palla era in volo, però non c'è l'ultimo tocco di Cairo. Bello, Tagliapietra. Chiedono fallo quelli del Sarzana, invece il fallo viene assegnato a Breganze. È stata bella la conclusione, letta benissimo dal giovane difensore del Breganze, estremo difensore, Giuseppe Tagliapietra.
va quest'anno per i 26 anni, classe 2004. Sì, buonanotte per i 22 anni, pareva troppo vecchio. Puccinelli, Tagliapietra Giovanni, Puccinelli ancora. Gabi Cairo, gioco di stecca, appoggia di nuovo Tagliapietra, Giovanni va a invischiarsi in mezzo a una rete ligure, ne esce Beli Angeletti, Manrique è rientrato in campo, Manrique, Savio Rubio, ora la palla per De Rinaldis, fuori per numero 5 Manrique, quindi Manrique, Rubero, De Rinaldis e Angeletti. Dall'altra parte Puccinelli e Agostini, Tagliapietra, Cairo, mamma mia che magia, si gira come una trottola in volo. Poi la sua conclusione per Corona. Prezzo del biglietto per questa girandola al volo di Cairo. Fallo commesso sul numero 5 Manrique. Attenzione perché vedo una mano in tasca. Però sì, c'è un cartellino. Decifriamo, è un warning. Warning. Non ho capito bene per chi e per dove. Adesso sicuramente lo indicherà. Al tabellone lo vedremo. Lo vedremo comparire. Comunque la palla è per la formazione ligure. Alla destra, nell'angolo estremo destro basso della porta difesa da Tagliapietra. De Rinaldis, Borsi, Tabarelli, no, non era Tabarelli, scusate, era Rubio. Borsi, Rubio in mezzo, legge tutto Tagliapietra, la palla era diretta a Munne. Tagliapietra intercetta, Tabarelli vuole passare in mezzo a due, riesce però a subire il fallo, 4 pari. Ah no, c'è il blu. A forza di attendere non mi ero manco accorto che Breganze sta giocando in 3 per il cartellino blu, rifilato a Gabi Cairo. Blu venuto a 4,15, quindi fino a 2,15 dal termine avrà una superiorità numerica. La squadra ospite sui rossoneri ora Costenaro 1-2 dietro spalle, dietro la schiena, passaggio, chapeau. Breganze, possesso palla che dura da oltre 30 secondi, poi la butta un po' via. Deve mettersi a 3 al centro area, non è disposta benissimo. Puccinelli al centro, blocco, la palla si impenna, poi recuperata da De Grandis. De Rinaldi, scusatemi. Oh, palo! È il secondo, questa volta è colto da Rubio. Non ho visto se il portiere era riuscito a chiudere. Era un palo abbastanza esterno. Spinta su Agostini, la vede l'arbitro. Un po' ingenua questa spinta di Borsi. Non poteva fare nulla da lì Agostini, se no perdere tempo. Borsi si fa prendere un po' dal nervosismo, commette un fallo inutile che porta in vantaggio quanto a falli, vantaggio negativo per la squadra ligure. C'è un altro giallo. Deve essere il warning che Vischio ha rifilato probabilmente a Borsi per la spinta su Agostini. Mancano 44 secondi ancora in superiorità numerica. Conciliabolo tra i mister e i giocatori. Munne, De Rinaldis,
Xavi Rubio e Borsi. Per Sarzana rimangono 3 Costenaro, Tavarelli, Agostini e Puccinelli. Questa serie di L, Tavarelli, Puccinelli, è uno scioglilingua. Palla per Breganze, velocissimo Agostini, deve trovare il tempo di perdere tempo, o il modo di perdere tempo. Puccinelli se la rischia un po', subisce i 5. Antigioco. 5 secondi, uno di troppo passato nella propria metacampo con un passaggio proveniente dall'altra metacampo avversaria. 30 secondi ancora di power play, attenzione, Tagliapietra stava per appoggiare col pugno alla Goldrake sul giocatore avversario, poi si avvede della leggerezza che stava per commettere e con una sciabolata di stecca manda la palla in tribuna tra i suoi sostenitori. 20 secondi ancora di power play, 18 per la precisione. A 4:15 il cartellino blu, quindi 2:15 potrà rientrare il quarto uomo di Breganze. 15 secondi in questo momento. La scaglia lontano, bravissimo Costenaro, va a difendere Puccinelli. Pronto a rientrare al cancelletto il più giovane di Tagliapietra. Breganze bravissimo a subire l'ennesimo fallo in inferiorità numerica. Ottima gestione dell'inferiorità numerica della squadra rossonera, a cui mancano solo 4 secondi per tornare a parità. Ne mancheranno 2:15 quindi alla fine del primo tempo. Costenaro si aiuta con la sponda, riesce ad averla meglio di Rubio, di Xavier Rubio. Costenaro, briaca tutti, tornata a 4 Breganze. È entrato quindi Tagliapietra, come dicevamo, il più giovane. Antonio Puccinelli recupera Sarzana, Rubio sotto di noi, passa veloce, palla in mezzo, bellissimo, al volo, il gol del numero 27, Munne, una staffilata però bellissimo il passaggio partito dalla stecca di Xavi Rubio. Guardate, attraversa proprio tutta l'area. Si dimenticano di Munne a centro aria che al volo con un dritto stile tennistico la butta alle spalle di Tagliapietra. Quindi 2 gol venuti dal tiro dalle stanze, poi una piccadigna bellissima di Volpe dopo il rigore parato da Corona e questa bellissima deviazione al volo operata dal 27 Jean Munne. Lo spagnolo cresciuto nelle fila del Barcellona, la prima stagione in Italia. Ha scelto l'unica formazione libera. Agostini recupera Agostini 1-2, finisce su Corona, niente di fatto. Bravissimo Corona che addirittura arriva a centrocampo per recuperare. Aveva fatto tutto bene Agostini, poi è arrivato troppo sotto a Corona. Corona bravissimo ad uscire, togliergli il tempo, togliergli la palla e poi è arrivato fuori dalla sua area, pattinando il buon Simone Corona. Papà presidente onnipresente alle partite non solo della prima squadra. Ah, no, scusate, mi manca l'imprecazione. Cosa si è mangiato Cairo? Botta sicura, 3-2 fatto, perde il controllo del corpo o della stecca, non lo so, e non riesce a buttare dentro. Una palla facile, ma Breganze c'è. 2 pari, 30 secondi da giocare, recupera Costenaro. Bello il primo tempo anche di Christian, attenzione però perdono palla, scivola, niente di fatto. Qua c'è un blu per simulazione. Pareva strano perché non c'era stato scontatto tra Costenaro, non c'è un blu ma un warning. È un warning per simulazione.
era abbastanza evidente. Sì, qui tutti qua sul baldacchino abbiamo strabuzzato l'occhio perché Costenaro sembrava abbastanza distante da Tabarelli, che è sembrato scivolare sul ghiaccio. Troppo vicino l'arbitro Davide Marcolin per cascarci. Warning per il buon Lucas Tabarelli, l'altro argentino ligure, che dovrà stare un po' più attento. Mancano 22 secondi, si ripartirà proprio dal punto in cui ammonizione verbale, sì, per Tabarelli. Lucas, ultimi secondi, 16 per la precisione, palla per Breganze, sicuramente dovrà tenerla fino all'ultimo, ma commette fallo Agostini. Non ho capito bene dove e come, cioè qua sotto di noi, ma cosa ha fatto Agostini? Per meritarsi il fischio di Vischio, e ho fatto anche la rima. Tabarelli, Savi, la tengono fino all'ultimo secondo, prova il tiro, finirà così, perché arriva il fischio che determina la prima frazione di gioco, una bella prima frazione di gioco, partita combattuta, 2 pari nell'ordine al gol di Agostini, fresco fresco, replica Borsi, rigore sbagliato da Volpe ma corretto subito in rete con una bellissima Piccadigna, e poi il pareggio con un altro splendido gol di Munne. Per ora è tutto, vi mandiamo a riposarvi, a bervi un tè caldo o una birra fresca. Tornate tra poco con noi, meno di 10 minuti e siamo qua. Ragazzi, attenzione, il tiro e il gol di Gimenez, Cacao e il gol di Cacao che chiude la partita e regala la Coppa Italia al Breganze.
E allora siamo tornati su Satisfaction, mitica canzone degli anni 90. Chi è della mia età lo sa. Quanti anni ho? 52. Inversione di campo. Maledette quei tempi in cui il Covid non ce la faceva fare. Ancora musica che pompa nelle casse. Le formazioni comunque sono in campo. Vischio e Marcolin attendono che si dispongano i portieri. Un bel abbraccio fraterno tra Corona e Grossi. Grossi, giovane portiere, anche lui cresciuto nelle file del Breganze. Arriva anche l'arbitro Fabris. Penna bianca. Si accomoda al bancone. Ci siamo, altri 25 minuti che ci auguriamo intensi come i primi. Qui a Breganze si intendono anche a manco, ovvero intensi sì, ma per gestire un vantaggio. Scalda i pattini, Puccinelli, quindi ripartiamo Puccinelli, Costenaro, Agostini e Cairo. De Rinaldis, Tabarelli, Rubio e Borsi. Per i liguri rimangono chiaramente tra i pali Corona e Tagliapietra. Tabarelli, De Rinaldis, Tabarelli, che gol! Tabarelli, fredda, subito, Breganze, presentatosi a tu per tu con Tagliapietra, forse un po' in ritardo nell'uscire su Tabarelli. Ecco il replay, prende tantissima velocità da Tabarelli, lascia lì Costenaro Agostini, dal basso la infila sopra il casco di Tagliapietra e Breganze questa sera per la prima volta si trova sotto. Puccinelli, Agostini, Cairo. Ora Breganze deve mettercela veramente tutta. Sono queste le partite in cui non può permettersi di lasciare 3 punti sul parquet, soprattutto su quello casalingo, che ripetiamo sabato vedrà un'altra bella sfida con Giovinazzo. Agostini butta via la palla su Tabarelli. Ragazzi rossoneri sembrano dover ancora entrare in campo, non possono permettersi distrazioni. Attenzione, sembra dormire Costenaro, perde, cioè non arriva velocemente sulla palla, regalandola a Tabarelli che si stava regalando un'altra prodezza. Per fortuna dei rossoneri non va così. Altra palla persa di Breganze. Questa volta è Cairo che però recupera grazie al fatto che Tabarelli aveva incastrato la stecca nella balaustra e l'aveva persa. Ora la palla è ancora per i liguri. Ripartono a Xavi, Capitan Borsi, De Rinaldis. Con l'88 De Rinaldis e Borsi. Borsi, Tabarelli. Borsi classe 89. Quindi andiamo per la 37esima primavera per Capitan Borsi. L'esperienza sui pattini. Un altro che sicuramente non è di primo pelo è De Rinaldis, addirittura ancora più vecchio, classe 88. Andiamo per le 38 primavere. Sport in cui si può ambire a una grande longevità se si sta sul pezzo. Ricordiamo che i ragazzini mettono i pattini a 4-5 anni. Un anno dopo prendono la stecca, quindi un 38enne si può dire che è 32 anni che gioca a hockey, e farlo ancora
nella massima categoria a questi livelli, signori, non si può fare altro che togliersi il cappello davanti a gente appunto come De Rinaldis, che proprio adesso impegna l'estremo difensore di Breganze con una bomba, un tiro potentissimo, una palla a velocità curvatura da fuori area, palla letta benissimo da Tagliapietra col guantone, respinge, rimanda al mittente. Il tentativo ligure, Tabarelli fa impazzire la difesa di Breganze, mamma mia che velocità quest'argentino Lucas Tabarelli. Dice che ci sono dubbi sulle qualità di questo giocatore, attenzione ancora Tabarelli, potenziale 3 contro 1, mette in mezzo proverbiale l'intercetto di Puccinelli. Puccinelli dietro porta Tabarelli. Quanto sono belli Puccinelli e Tabarelli da vedere. Tabarelli fa il giro, bomba da fuori, legge Tagliapietra, recupera Costenaro, Puccinelli, provaci, 1, 2, 3, arrivano in 3 su di lui, non riesce a liberarsi. Sottotono, decisamente sottotono, nettamente sottotono, il riavvio di Breganze in questo secondo tempo, o vogliamo dire che è sopratono, è migliore l'avvio della squadra ligure del Sarzana. E c'è il gol! Con anche un po' di fortuna la palla scavalca Corona e il Breganze torna sul livello del mare, pareggia. Dopo non molto questo serve ai ragazzi rossoneri per rimanere in partita. È stato Costenaro, il tiro di Costenaro mal deviato da Simone Corona. Finisce alle palle, quindi gol di Costenaro Cristian col numero 88. Anche lui segna e va a smaltire l'adrenalina nella panchina. Questa sera sono di rima facile. Esattamente, gol assegnato a Costenaro Cristian. Sfortunata la deviazione di Simone Corona. Breganze che trova il gol in un momento in cui stava soffrendo, quindi importantissimo. Adesso però rimanere in partita e non concedere queste palesi occasioni alla squadra del Sarzana, l'unica ligure di questa massima categoria, ma anche come società che pratica questo bellissimo sport. De Rinaldi si lamenta un po' perché ha preso qualche tocco poco amichevole dagli avversari che vestono la maglia rossonero. Tabarelli, pericolo numero 1, mamma mia, non ho capito se c'è stata una deviazione di Tagliapietra, ma questo numero 7 è entrato del tutto in partita, nel caso non ci fosse stato, non l'aveste notato nel primo tempo. È stato l'autentico mattatore di questi primi 5 minuti della seconda frazione di gioco. Tagliapietra, il più giovane adesso, Antonio, dietro porta. Cairo, lo aspetta Corona, esce Cairo, va in centro Tagliapietra, non si capisce con Cairo, buttata via la palla, buttata via la chance. Tabarelli, pericolo pubblico numero 1, guardate che taglio, Borsi nel suo tiro la manda fuori misura, chiede la deviazione, ma quello che invece chiede e va in porto è il time out chiesto da mister Perea Nestor, che solo a 2 giorni si è preso questa responsabilità di cercare di salvare la formazione rossonera made in Breganze, tutta made in Breganze, Cairo a parte, che può rappresentare l'eccezione che conferma la regola. Quindi lampadina verde accesa dalla parte dei rossoneri.
vi giunge la musica che allieta il Palaferrarin in questo time out, il primo di questa seconda frazione di gioco, chiamata da la panchina rossonera. Mister Nestor Perea con il ciupa ciupa. Potrei fare un'assonanza con un mister del Montebello, ma lasciamo stare, torniamo in campo. Palla in mezzo di Borsi, imbeccato da De Rinaldis. Francesco ha sposato con doppia fede la causa sarzanese da 12 stagioni. Tabarelli Borsi, Borsi Tabarelli, li ho anticipati, ma ancora Tabarelli. Come accelera questo ragazzo, come accelera, neanche avesse un launch control quando scarica la spinta sui pattini. Ci vorrebbe un elastico per stargli attaccato. Con il classico numero 7 dei fuoriclasse. Tanto rientra anche col numero 7 Munne, è andato a riposarsi proprio De Rinaldis, che comunque nonostante la sua età ha mostrato un fiato pazzesco. Attenzione, cade in cespica da solo e quindi commette gioco di fallo a terra, cioè fallo di gioco a terra. Sono incartato un po' con le parole. 7-7 i falli. Spissi, piccantigna la situazione falli che potrebbe essere un peso sulla bilancia di questa partita. 3 pari, 7-7 i falli, 17 minuti abbondanti da giocare. Deviazione di Tagliapietra che ci fa battere il corazon. Cairo rallenta i ritmi, scusate, Agostini rallenta i ritmi. Si sono tagliati i capelli un po' tutti uguali questi ragazzi di Breganze e mi mettono in crisi, nonostante abbiamo 2 Tagliapietra che sono quasi 2 gocce d'acqua. Fratelli e cognomi ovunque, tagli di capelli uguali. Vi sfido a commentare una partita del Breganze. Tagliapietra è Giovanni che va giù, alza la testa, torna indietro. C'era il fratello Antonio, appoggia invece d'incrocio su Tommy Volpe. Agostini, Tagliapietra, bomba da fuori, colpisce al volo Rubio. Xavier, palla alta, fischio, quindi palla che dovrebbe, se la palla alta è stata scagliata a Breganze, dovrebbe essere per Sarzana. Aspetti che l'arbitro Marcolin fa sua la pallina, spiega qualcosa a qualcuno, comunque indica la direzione della porta difesa da Simone Corona. Non devo abbassare troppo il tono, se no mi dicono che giungo basso, quindi manterrò la verve nel mio commento. La palla sì, è comunque per Breganze. Spiega tutto Marcolin Davide, osserva Vischio Giacomo, che ce lo troviamo spesso anche qua in zona 2 nelle giovanili. Bello che Nestor Perea chiama per cognome i suoi giocatori, lo sento urlare Volpe, Volpe. Non rispettano i 45. Non ho capito dove erano partiti questi 45. Comunque. Borsi, Munne, Savio Rubio, Borsi, Rubio, Rubio Munne, ancora Tabarelli, dietro porta, aspetta che si rialzino 2 giocatori, erano finiti a terra Tagliapietra col 13, quindi il giovane Antonio. Deviazione, Tagliapietra senior. Attenzione, ora parte Agostini, anche lui velocissimo. Sponda, mette in mezzo, bellissimo, in quanto inaspettato. Non se l'aspettavano gli avversari, ma neanche il compagno di squadra Tagliapietra Giovanni. Poi bello che Tagliapietra
Giovanni si è messo la G sulla schiena, dimenticandosi che in porta c'è anche suo fratello Giuseppe, quindi ricordiamoci che tagliapietra G è esterno, è Giovanni. Volpe Agostini, si guadagna il centro dell'area, poi il suo tiro forse colpisce addirittura il suo compagno di squadra, ovvero il giovane Antonio. Si trepida qui in cabina, commento e regia e DJ. Sobbalzi sulle conclusioni di Sarzana, ma anche su quelle di Breganze. Borsi, bello e bravo a liberarsi. Poi la sua conclusione di rovescio. Non ha un felice impatto legno, palla vulcanizzata, plastica vulcanizzata. Saluto il maestro Tomba. E quindi si salva Breganze, che ora riparte da Cristian Costenaro, l'uomo dalle 2C. Oh, Antonio velocissimo, si mette al centro, ma anche il suo tiro è sporcato da una maglia bianco-rossa. Facile l'allontanamento di Corona. Stecca a lancetta, tipo tergicristallo, allontana la palla. È andato a riposarsi anche... no, c'è ancora Tabarelli. E chi lo toglie? Spina nel fianco per la difesa rossonera. Borsi, anche lui capitano, forse l'unico mai uscito. Tabarelli, mamma mia. Per il pubblico breganzese, quando la palla arriva Tabarelli, c'è da fare gli scongiuri, diciamo solo incrociare le dita. Non vogliamo essere volgari, non vogliamo dire altro. Attenzione, buttate via la palla da Costenaro, arriva Xavi Rubio che subisce il fallo, lo batte velocissimamente. Dovrebbero andare a 8, vanno a 8 i falli di Breganze. Attenzione, perché la situazione inizia a farsi calda. 14 minuti spaccati alla fine di questo secondo tempo, alla fine della partita. 3 pari, 8 falli per Breganze, 7 per Sarzana. Parità su tutto, di intenti, di intenzioni. Tabarelli, rigore. Non era Tabarelli, ma era Munné che è stato atterrato da Cairo. Eccolo qua. Sì. L'arbitro era vicino, ha visto comunque l'intenzionalità nel fermare il numero 27. È proprio Tabarelli. Dai Beppe incitano il portierone. Attenzione, Tabarelli velocissimo. Sceglie di non battere, sfruttando sicuramente le sue capacità di velocità, di controllo. E purtroppo per Breganze, non me ne vogliono i sarzanesi, ma commento rossonero. Purtroppo Breganze torna sotto. Tabarelli, una serie di finte mostruose, sposta la palla. Fredda un incolpevole tagliapietra. Scusate, quando mi spengo mi va giù troppo il tono. Breganze deve ritrovare subito la via del gol. Non può permettersi di buttare via questa chance. 13 minuti, lo diciamo sempre, ad hockey sono un'eternità. Può succedere di tutto. Bisogna rimanere in partita per prima. Breganze non deve commettere falli, deve tenere la testa lì, deve tenere a distanza. Sarzana deve tenere d'occhio quel fenomeno che ha dimostrato di essere il numero 7, Lucas Tabarelli, l'argentino. Autentico mattatore di questa seconda frazione di gioco. E ancora lui ora girare dietro porta. C'è un cambio, vediamo un po'. A parte Manrique, si è rientrato Munné che chiede palle in mezzo. Mentre di fatto si riparte da Rubio. È uscito Capitan Borsi. Oh, e c'è il gol. La fase difensiva qua. Attenzione, attenzione, non è gol, annullato. È stato annullato perché c'era la classica, la chiara trattenuta
sul difensore. Vediamo un po', eccola qua, bravissima la nostra regia Mede Max Kulcasi. O era la lunetta o era una trattenuta, annullato il gol che avrebbe messo una pietra pesante al collo della formazione rossonera, che rimane in partita e porta a 8 pari. La situazione fa Agostini. Mamma mia, dove è uscita quella palla? Non l'ho visto. Beh, Pietro mi ha fatto tutto da Dio. O ha preso il palo o Corona ha chiuso benissimo. Chapeau all'iniziativa di Pietro Agostini, che fa vedere che Breganze c'è. Breganze deve essere così, Breganze deve stare lì, concentrata sul pezzo. Tabarelli ci va con tutto il corpo Cristian Costenaro, che ora lo affronta, finisce a terra. Simulazione, no, palla. Comunque Costenaro finisce a terra. Non colpevole di simulazione, ma colpevole di aver commesso il 9º fallo. Quindi si accendono 2 luci mentre parte la musica qua al Pala Ferrarin, quella rossa per Breganze, sintomo del 9º fallo commesso dalla formazione di casa. Faro verde invece per il time out chiesto da mister Sergio Festa. Ora è un momento spartiacque della partita. Breganze deve restare lì senza commettere fallo. Potrebbe portare il fallo, far fallo a Sarzana, perché un conto è andare in vantaggio 4-3 procurandosi il penalty, un conto è andare sotto 5-3, pareggiare 4 pari, scusate, un conto è andare sotto 5-3 e dover ancora realizzare il penalty. Quindi momento delicato della partita. Fate gli occhi a gufo, signori, appollaiatevi sul divano. Ascoltate bene, Versile Rece, diciamo qua in Veneto, perché vincere o morire per Breganze. Palla un po' troppo indietro, la riceve Rubio. Infrazione di 5 secondi, palla per Breganze, che può tornare a mettere la testa fuori. Agostini, Volpe, Agostini, Volpe. Come una sentenza quel semaforo rosso acceso dalla parte, sul tavolo del cronometro, dalla parte di Breganze. Però finché sei in attacco... No, palla sanguinosa persa da Volpe, ci mette una pezza Giuseppe Tagliapietra, mamma mia, corazon, cuore in gola per tutti i rossoneri. Era veramente una spada di Damocle appesa a un filo tutta Breganze. Ci ha pensato Giuseppe Tagliapietra, che non si è fatto ipnotizzare dall'avversario e ha tenuto a galla. Anche questa volta interviene lui, 27 Mune. La mette fuori, Breganze annaspa però sotto la massima pressione della squadra crociata. È rientrato anche l'espertissimo De Rinaldis, Munne, Rubio e Manrique. È andato a riposarsi Tabarelli, che sicuramente Festa Sergio schiererà nelle fasi finali a bomba. A vuoto il blocco di De Rinaldis, che non riceve palla a tiro, fuori misura. Recupera Puccinelli, non passa. Volpe. Mamma mia, cosa ha tenuto la palla? Si alza, siamo ancora lì. Ragazzi, qua palpitazioni a 1000. Ai, niente di fatto. Dice di alzarsi, bravo stavolta Volpe, non commette fallo, fa ripartire la squadra. Volpe, finta. Agostini su Corona, la palla rimane lì. Bellissima la trama, bellissima ma sfortunata. Meritava qualcosa di più
questa bella azione rossonera. Time out acceso anche, tutto il semaforo acceso dalla parte della panchina in cui è il presidente Nestor Perea, panchina su cui si è insediato da soli 2 giorni e con tutte le sue forze vuole portare a casa un risultato utile. Da fuori Puccinelli, legge Corona, respinge. 9-13 da giocare, 9 falli per Breganze, 8 per Sarzana. Munè. Manrique, la palla non arriva perché è intercetta Tagliapietra. Ripartono Agostini, c'è Cairo a sinistra. Volpe, Agostini, Cairo. Niente di fatto, forse un po' troppo lezioso, bisognava provare a tirare un po' prima. Cambio. Volpe, Tagliapietra. Tagliapietra. Giovanni. Cairo da fuori, legge tutto Corona. Non c'è stata l'edizione di Puccinelli, recupera la palla Sarzana. Rallenta però il contropiede. Rubio la ridà a Manrique De Rinaldis. Manrique prende velocità, va al centro, la mette in mezzo. Bellissima azione di Munè, fuori misura per fortuna. Bellissimo il tocco di primo. Puccinelli, Tagliapietra Agostini che ha aperto le marcature, il primo dei suoi 7, il suo dei 7 gol, ce l'ho fatta a dirla. Ora recupera Puccinelli, Agostini, davvero un momento in cui si fa sentire la tensione. Palla a velocità, curvatura, che dopo l'impatto con Corona finisce nella ionosfera, torna giù da noi. Time out chiesto da mister Perea, riuscirò a dirlo bene? Perea, l'argentino. Time out, non parte la musica qua, c'è qualcosa che non va nella cabina del DJ. Rimaniamo in religioso silenzio mentre scorrono i 60 secondi che caratterizzano. Ragazzi, settimana dura per tutti. Caratterizzano il time out, che mi prendo anch'io, solo alcuni secondi. Apro il microfono giusto nel momento in cui il cicalino sibilante del Palaferrarin richiama tutti i giocatori in pista. Vi erano già recati i portieri. Palla, si riparte dal centro con una palla 2 al centro perché la palla aveva toccato il soffitto dopo la deviazione di Corona, che si alza, va a prendere la pallina. Inusuale. Corona già 2 volte che si sgranchisce le gambe patinando. Infrazione, attenzione, Marcolin posto ma non è intervenuto. Cairo, Agostini, bomba da fuori, ancora Corona, non c'è la deviazione. Se il portiere la vede partire la palla riesce a deviare. La sfortuna è per questi poveri ragazzi che sono in porta, che a quell'altezza lì la palla passa tra una miriade di natiche, femori, tricipiti femorali, conchiglie, e quando arriva poi è tardi. Piacerebbe vedere una pallina fucsia, come quando nel calcio c'è la nebbia. Sicuramente aiuterebbe voi da casa e un po' più noi qua sul posto. Antonio Tagliapietra. Agostini, bomba ancora da fuori.
Agostini ha ingaggiato una lotta personale con Simone Corona. Per adesso siamo 3-0 per Corona, anzi no, mettiamola 4-1 visto che il primo in apertura l'ha ancora. E attenzione, 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 attenzione. Rigore, rigore, rigore. Scusate l'enfasi, ma questo rigore arriva in un momento delicatissimo. Faro acceso per Breganze con 9 falli. 6 minuti da finire, 6 minuti e 24. 8 falli per Sarzana. Ancora Tommy Volpe con un fardello sulle spalle. Mica da paura. Silenzio. Si taglia l'aria col coltello. Volpe contro Corona, Corona Volpe. Ancora questa volta Corona respinge distanti a Volpe, non riesce il tap-in. Spettacolare recupero di Cairo. Qui si alzano i ritmi della gara. Ora è il momento di dare tutto per tutto, quello che c'è nei polmoni, nelle gambe, quello che resta. Una partita accesissima. Tutto è appeso a un filo. Come direbbe Giovanotti, tutto acceso. Oh, altra bomba dalla distante, questa volta Tagliapietra Giovanni a scagliarla, ma niente di fatto. Riparte col 27 Munet, Rubio, De Rinaldis, Capitan Borsi. Non è ancora rientrato Tavarelli. Oh sì? No, non lo vedo. È lì pronto. La spina nel fianco. De Rinaldis. Bell'intreccio. Tagliapietra, tagliapietra, tagliapietra. Sui pattini di Borsi. Cairo. Tagliapietra. Sta interpretando alla grande questa fase della partita il Breganze, pur essendo adesso c'è il fallo, è di squadra, ed eccolo qua il fallo che Breganze, tutta Breganze aspettava. Andiamo in parità di falli, 2 semafori rossi. Chi lo sa, chi lo commetterà il fallo più pesante della partita, su cui il penalty potrebbe A. buttare sotto la testa Breganze con un 5-3, B. fare rialzare la testa Breganze almeno a livello del mare con il pareggio del 4-4. Brutto fallo, ho paura, commesso da Borsi, che si becca un blu di Capitan Blu a Capitan Borsi. Non ha dubbi il signor Davide Marcolin a mandare in panchina Capitan Borsi. Ora Breganze ha 2 chance per ribaltarla, o se non un'altra raddrizzarla, perché anche un punto sarebbe un risultato utile, però la prima vittoria in casa farebbe esplodere il Palaferrarini in questo freddo mercoledì di febbraio, dove Nestor Perea, il nuovo mister, ha accettato questa sfida, ciucciando il suo proverbiale ciupa ciupa. Quindi power play per 2 minuti, si giocherà fino a 2:41 con il vantaggio del Breganze. 9 falli, semafori rossi accesi. 2 time out chiesti da Breganze, uno solo. Non sono riuscito neanche a parlare, per quanto doveva essere veloce la chance che si era procurato Antonio Tagliapietra. Ma niente di fatto, Corona guarda il cronometro. Procurarsi anche il fallo in power play sarebbe... È rientrato anche Tabarelli. Attenzione, Tagliapietra, si mettono a quadrato quelli del Breganze, al centro i 3 biancorossi, fanno girare la palla a velocità della luce, blocco, va dentro un Tagliapietra, ne sono 2, sia Antonio che Giovanni, bomba da fuori di Agostini, ma non è utile. Dalla chance di uscire a Rubio che va a cercare il
la perdita di tempo, non può essere aggredito per non commettere il fallo. Rubio butta via la palla, anzi la sente palla da Barelli, mamma mia, cosa ha fatto Tagliapietra? Viene fermato da un giro di stecca su un bellissimo recupero tra i due giovanissimi. Uno del 2007, Antonio Dal Tagliapietra. Dall'altra parte l'altro Tabarelli, 2002. 5 anni 3-2, quindi giovanissimo, molto più giovane il giovane Tagliapietra. Non devo abbassare il tono, anche perché non è proprio il momento. Qui siamo al Cardio Palma, signori. 3:43 da giocare. Ancora circa un minuto di superiorità numerica per Breganze. Nessuno cercherà di commettere il fatal fallo o il fallo fatale, ovvero il 10º, che potrebbe essere sentenza sulla partita. Sembra che sbatta l'uovo Mune, per quanto percuote con la stecca il palché del Pala Ferrarin. Agostini, Costenaro esterno della rete, di poco però. Ancora Agostini, 3-16, 4-3. È davvero vincere o morire questa sera per i ragazzi rossoneri, che vogliono almeno questo punticino dopo essere andati 2 volte in vantaggio, essere stati raggiunti e sorpassati. Ripareggio, di nuovo sorpasso, blocco e fallo. Eccolo qua, il fatal fallo. Arriva prima quello di Breganze. Questa volta non è Tabarelli, che va fatto una spettacolare realizzazione nel secondo tempo. Arriva contemporaneamente il time out chiesto da Festa Sergio, e qui su questa punizione di prima nelle mani di Munne si decide la partita. Nelle mani e nella stecca di Munne, ma anche nella stecca, nei guantoni, nel casco, nei gambali del portierone, giovanissimo portierone col numero 25, Giuseppe Tagliapietra. Prendo un po' di fiato anch'io. Eccoci qua, pronti a rientrare. Munne col numero 27 contro Tagliapietra col numero 25. Munne, 1, 2, 3, 4 finte. Tagliapietra salva tutto! Che bello l'intervento di Tagliapietra! Rimane in 4 Breganze, con la superiorità numerica deve andare a cercare o il gol o il fallo. Deviazione, ci mette una pezza, altro miracolo dei portieri che finora decidono questo scampolo di partita. Tabarelli ragiona, attende, sono tornati a 4 quelli di Sarzana, 2:29 da giocare. Tagliapietra tiene in partita Breganze. Ora farà di tutto per non commettere fallo Sarzana, potrà essere più aggressiva Breganze, che ne ha 4 da spendere, perché il quinto in 2 minuti sarebbe un suicidio. Costenaro tocca il pattino, Agostini, pattino del rientrante Munne. Sarà nervosissimo per non essere riuscito a mettere la parola fine con quella realizzazione. Scivola Agostini, ma tiene la palla. Costenaro, attenzione, 5 secondi passati. Costenaro mette in mezzo. Tagliapietra si gira, tiro, c'è Corona, altro Tagliapietra, atterrato, niente di fatto, non fischia. Era sparsa un po' spintosa la spinta sul giovane Tagliapietra, niente di fatto. Si ritorna, 1:35, 95 secondi da giocare.
Breganze deve spingere, deve mettercela tutta. Ci impiega un'ora Costenaro a uscire, a far rientrare Cairo. Breganze deve aspettare, tiro da fuori dietro di fatto, arriva l'altro tagliapietra, recupera la palla, si molla sulla sponda, ma la palla è su Tabarelli. Tabarelli, che tocco, signori, questo giocatore mi fa impazzire. Rubio, fuori per Tabarelli, ultimo, sta per iniziare l'ultimo giro di lancetta. Sarzana bravissimo a non commettere fallo, però subisce 5 secondi la palla a Breganze. Oddio, manca un minuto e Breganze si mette a 5. Un minuto e il Breganze si mette a 5. Invece che cercare il fallo, mister Nestor Perea sceglie il 5 contro 4. Questo la dice lunga sul caliente anima di mister Nestor Pereira. Bravissimo Cairo, mantiene la palla, 44 secondi, 18 al fischio della sirena dei 45 secondi. Mamma mia, tiro da fuori di D'Agostini, c'è una deviazione, la palla si impenna, ripartono i 45 secondi, la palla ancora per Breganze che rimane in 5 contro 4. Cairo, di là fuori, no! Ha messo male Agostini, la palla è ancora per Breganze, tiro, no! Cairo fuori misura. Si gioca, vogliono rimanere a 5 quelli di Breganze. Costenaro che si mette come ultimo uomo, riesce a mandare fuori di Tabarelli, 13 secondi, la palla rimane a Tabarelli che la butta dentro. È lui, Tabarelli, che ha deciso questo secondo tempo. Chapeau a Lucas Tabarelli, che con un mostruoso controllo di stecca in inferiorità, ha una mano sola, recupera una palla, lascia l'Italia pietra e riesce a insaccare. Quando la classe non è acqua, e non vale solo per Tabarelli, ma in questo caso l'ha fatta vedere più lui di tutti questa sera, rimane così, rimane scoperta la porta di Breganze, ma in 5-3, 6 secondi, se ne va anche questa chance di Breganze di smuovere, se non la classifica, il numero dei punti, rimane ferma a 3. A malincuore, perché anche questa lascia l'amaro in bocca. Parte la musica, anche se c'è poco da festeggiare qua al Palafrarin. Animi abbastanza sconsolati e niente. Da qua è tutto, noi andremo per le interviste dalla regia di Max Culcasi e dalla pungente voce di Desmo. È tutto, ci ritroveremo fra 3 giorni qua a Palafrarin, il Breganze ci riproverà di nuovo contro il Giovinazzo. Vi attendiamo qua fra 3 giorni. Forza Breganze, a tra poco, cioè, sì, a tra qualche giorno. Ciao ciao!